Pensai di prenderla in piedi questa volta. Generalmente non funziona, però questa volta poteva andare. E lei continuava a dirmi: hai delle gambe magnifiche, oh Dio mio. Insomma, io ero lì che ci davo dentro e stava andando tutto benissimo, quando lei ha puntato i piedi e li ha staccati dal pavimento e si è appesa ai miei fianchi e continuava a dire: hai delle gambe magnifiche. Ecco, lei pesava intorno ai 60 kg e fu proprio in quel momento che io sentii un dolore incredibile alla schiena. E così mi avvicinai al divano, la feci cadere e le dissi: senti, potresti andare a casa perché io devo finire un lavoro nella camera oscura, devo stampare le fotografie. Insomma, lei si è vestita e se n'è andata. E il dolore non smetteva. Allora mi sono trascinato in cucina, ho preso un bicchiere d'acqua, la tenevo con la mano sinistra e mi è arrivata una fitta lungo tutta la colonna vertebrale che il bicchiere mi è caduto sul pavimento. Allora mi sono trascinato in bagno, mi sono infilato in vasca con un po' d'acqua calda e magnesio. E niente, il dolore non passava. Mi ero appena immerso quando è suonato il telefono. Così ho cercato di tirarmi su, di rimettermi in piedi. Il dolore è salito fino alle orecchie, fin dietro tutta la nuca e agli occhi. Uscii, ma vedevo tutto giallo, verde, la vista completamente offuscata. Insomma, mi sono trascinato al telefono, ho tirato sul ricevitore e... Ti amo, era lei. Grazie. È tutto quello che hai da dire, mi disse. Sì, vai a cagare. E ha buttato giù il telefono. Ecco, fu in quel momento che, mentre mi trascinavo di nuovo verso il bagno, che ho considerato che l'amore si secca subito, più o meno come lo sperma.